Dunque, tante pagine di un libro iniziato a scrivere 5 anni fa, che tuttavia, al netto dei 2 anni di Covid, presenta troppe facciate bianche. Qualcuno potrebbe dire che Elena Pavan ha avuto il classico blocco della scrittrice, qualcun altro, guardando tutte quelle pagine bianche, parla semplicemente di mancanza di idee. Quello che resta, sfogliando il libro di questa amministrazione, è la sensazione che si poteva e si doveva fare di più. Pensiamo ad esempio ai fondi PNRR con comuni come Rossano Veneto, Cartigliano, Marostica e molti altri che hanno saputo attingere di più, portare a casa di più, semplicemente perché hanno proposto di più rispetto a Bassano, dove sono mancati i progetti e la progettualità. Pensiamo alle grandi opere promesse e non mantenute, il teatro, il Genius Center bocciato dagli stessi uffici tecnici comunali, l'ascensore in Prato Santa Caterina, la scuola Mazzini e tanto altro come il Caffè Italia, attorno al quale dopo 5 anni di immobilismo si sono viste spuntare le transenne di un cantiere deserto solo a ridosso delle elezioni. Pensiamo alla sanità e alla distanza che si è percepita tra amministrazione e problemi dei cittadini con l'ULSS 7. Pensiamo ai soldi investiti, ad esempio, per il Giro d'Italia, uno sforzo che magari in parte si poteva destinare a sistemare le strade o a dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà nel sostenere le rette dei centri estivi. Pensiamo al fatto che l'amministrazione Pavan ha perso per strada un vice sindaco, 2 assessori, un presidente del consiglio comunale e non solo. Di 15 consiglieri, solo 3 hanno deciso di seguire Elena Pavan. Stesso discorso per i 9 assessori nominati, di cui solo 2 hanno deciso di sostenere la ricandidatura della prima cittadina. Pensiamo alle volte in cui la maggioranza è finita sotto in consiglio comunale e al pasticciaccio brutto di San Lazzaro. Chiaramente nel libro ci sono anche delle pagine scritte, quelle dei lavori realizzati e delle iniziative concretizzate, spesso completando ciò che aveva iniziato a suo tempo Riccardo Poletto. Tutto racchiuso nel libro dei 5 anni di amministrazione Pavan, un libro che gli elettori decideranno se considerare un bestseller o abbandonarlo su qualche bancarella in mezzo a tanti altri libri che nessuno vuole più leggere.